Allarme pioggia, sarà un'estate apri e chiudi per l'Alemannia. Apriamo con questa notizia l'edizione di oggi di Edicola Belluno, l'edizione di martedì 22 luglio 2025, notizia che troviamo sul Corriere delle Alpi che interessa la principale arteria del Cadore per quanto riguarda la viabilità stradale. Ieri statale bloccata un paio di ore a San Vito e sul Fadalto. Il sindaco del comune di San Vito di Cadore, De Bon, per fortuna nessuna colata, ma quante proteste. L'articolo di Francesco Dalmas. Un'estate a singhiozzo per l'Alemannia, ieri doveva piovere e così è stato, tanto da costringere ANAS a chiudere temporaneamente la statale 51 sia a San Vito di Cadore che in Fadalto. Alle 14.51 in Valle del Boite il personale ANAS presente sul posto, considerata l'abbondante precipitazione, ha deciso di intervenire dopo essersi consultato con gli uffici di competenza. In Fadalto invece sono stati i sensori a dare l'allarme e a far scattare il semaforo rosso. Dopo circa 2 ore la riapertura in Cadore, dopo 3 quella del tratto al confine tra Vittorio Veneto e l'Alpago. Nessuna colata si è materializzata ai piedi della Marcora, conferma il sindaco di San Vito Franco De Bon. Lungo il Rio Venco abbiamo visto solo dell'acqua fangosa, superata l'emergenza, mentre le auto sono tornate a transitare lungo l'Alemannia tra San Vito e Cortina. Le ruspe delle imprese ANAS hanno continuato il lavoro sospeso sul versante per le opere di mitigazione. Anche in Fadalto non ci sono stati movimenti detritici lungo i canali che scendono dalla montagna. Immaginabile però il disagio dei numerosi automobilisti che, bloccata la statale, hanno dovuto fare inversione di marcia e raggiungere la meta prestabilita seguendo un altro tragitto. In effetti abbiamo ricevuto numerose telefonate di informazione e talune anche di protesta, ammette il sindaco De Bon, soprattutto da chi aveva appuntamenti da rispettare. Alcuni automezzi sono rimasti in attesa che si bloccasse l'impasse, altri sono stati costretti alla circonnavigazione per la Val d'Ansiei. Caos, ben si intende, pure nel trasporto pubblico. Per una gestione meno problematica dell'emergenza bisognerà aspettare il completamento della rete di monitoraggio. Interviene Massimo Bortoluzzi, consigliere provinciale delegato per la difesa del suolo. Passiamo alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. Ecco come si apre l'edizione di oggi. Notizia in primo piano che interessa la cultura e il capoluogo bellunese. Torna a casa il quadro rubato nel 73. Il museo civico ha riabbracciato la Madonna con bambino sparita più di mezzo secolo fa. Resterà esposta fino a domenica. L'opera era finita nelle mani di una vedova inglese che ora l'ha riconsegnata al sindaco. Un successo civile e morale. 12 ore in parete sotto la tempesta, salvati 3 alpinisti, maxi operazione del soccorso alpino e della finanza sul pilastro di Rozez, l'approfondimento di Bona a pagina 11. Borgo Valbelluna, morto nel fienile, rotoballa in bilico, semplice disgrazia. C'è una balla di fieno forse impilata male alla base della morte di Pierluigi Dalle Vedove, è quanto trapela dall'informativa stilata dallo Spisal di Belluno, l'approfondimento di Damiano Tormen a pagina 7. E la foto di copertina ci porta a Lentiai, Borgo Valbelluna, in 1000 a Lentiai, ricoverata una donna, lacrime e malori per l'addio a Gaia De Gaulle, la giovane quindicenne morta una settimana fa a causa di una disgrazia avvenuta a Cesana Beach. Amici e tante persone comuni per Gaia che vediamo in questo scatto. L'approfondimento di Scartone lo troveremo a pagina 7. Sempre dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, San Vito, nubifragio sull'Alemannia, frana instabile, stop ai veicoli, l'approfondimento sempre di Tormen a pagina 5. Pieve di Cadore e protezioni giù per tuffarsi nel torrente è una follia. Hanno tagliato il parapetto del vecchio ponte dell'Anfela per tuffarsi e si sono pure dotati di corda per rendere l'esperienza più avventuriosa. La denuncia arriva dalla sindaca dei Pieve di Cadore Cindy Manusci. Il torrente porta con sé tantissimo materiale e il livello delle acque può cambiare rapidamente. Tuffarsi in quel punto è estremamente pericoloso. Chiedo a tutti i ragazzi di astenersi. L'articolo di Bolzonello a pagina 10. E ancora Belluno, Antonella, rose e gigli, le cenere sparse sul Piave, le rose bianche e i gigli sopra il feretro, la toga e il bavero, il marito Carlo Gustavo Giuliana sempre al suo fianco, tanta commozione espressa in modo elegante, composto e autentico, quella che si respirava ieri alla cattedrale di Belluno durante le esequie dell'ex presidente del tribunale Antonella Coniglio, morta per un male incurabile all'età di 68 anni. L'approfondimento di Federica Fanta a pagina 6. E ancora dalla provincia di Belluno, San Nicolò, parroco trasferito, fedeli in rivolta contro il vescovo. Il nostro parroco non va trasferito. A Costa e San Nicolò la notizia comunicata dal vescovo Renato Marangoni che il parroco Don Fabio Fiori verrà trasferito a Sovramonte ha suscitato sorpresa e rabbia, tanto
che molti paesani si stanno chiedendo quali iniziative intraprendere per far recedere l'alto prelato dalla decisione che ha assunto nei giorni scorsi. L'approfondimento di Eiker Clare a pagina 13. Sport bellunese, una bella notizia: Rugby Feltre, Tori ammessi in A2 dopo 64 anni, grande orgoglio, pronti alla sfida. L'articolo di Mammani a pagina 7. Calcio Serie C, Mazzocco il sentimentale, giocare qui sogno d'infanzia, l'articolo di Lazzarin a pagina 14. Ancora il caso Alessandro, volo fatale a Corfù, la procura apre un'inchiesta, nessun sospetto di delitto, ma la magistratura vuole fare piena luce sull'incidente che è costato la vita al 17enne con nonni Cadorini. L'approfondimento di Aldighieri a pagina 7. E la notizia in primo piano ci porta nel capoluogo, siamo a pagina 2 del Gazzettino di Belluno. Madonna con bambino, il giorno del ritorno. Restituito a Palazzo Fulcis il dipinto rinascimentale trafugato 52 anni fa e finito in Inghilterra. Ora resterà in esposizione per tutta la settimana ed ecco appunto il quadro che è stato recuperato e consegnato al comune di Belluno. Di scuola veneziana, attribuito a Solario, si presenta rovinato per una frattura del legno e presto verrà restaurato. Faceva parte della primissima collezione donata alla città dal medico Giampiccoli nel 1872. Dal furto shock del 1973 al ritrovamento del 2017, lavoro di intelligence, fondamentale il riconoscimento da parte del professor Lucco unito alla raffinata intermediazione diplomatica di Marinello. E continuiamo con pagina 5, la situazione dell'Alemannia, la pioggia ferma la 51 a San Vito e sul Fadalto, semafori rossi ieri pomeriggio sull'Alemannia, 2 ore di blocco per la strada verso Cortina, non ci sono state nuove frane a Dogana Vecchia, ma la situazione della colata resta molto complessa, notizia di cui abbiamo già dato spazio leggendola sul Corriere delle Alpi. Continuiamo invece con il capoluogo, Coniglio, addio, le ceneri sparse sul Piave, Duomo gremito per l'ultimo saluto all'ex presidente del tribunale, stroncata a 68 anni da un male incurabile, presenti le alte cariche di città e provincia, oltre ai tanti colleghi del Palazzo di Giustizia che hanno lavorato con lei. Le rose bianche e i gigli sopra il feretro, la toga e il bavero, il marito Carlo Gustavo, Giuliana sempre al suo fianco, tanta commozione espressa in modo elegante, composto e autentico, quella che si respirava ieri alla cattedrale di Belluno durante le esequie della già presidente del tribunale Antonella Coniglio, morta per un male incurabile all'età di 68 anni dopo una quarantina di servizio svolto a Palazzo di Giustizia di Belluno. Siciliana sì, ma innamorata di Belluno al punto che per espresso desiderio le sue ceneri verranno sparse sul Piave. C'erano le più alte cariche al suo funerale, dal prefetto Antonello Rocco Berton al questore e i comandanti delle forze dell'ordine. C'era l'attuale presidente del tribunale Silvia Ferrari, il procuratore capo Massimo De Bortoli, il sindaco di Belluno Oscar De Pellegrin, il presidente della provincia Roberto Padrin e altri colleghi senza fascia tricolore. Notizia adesso che ci porta a Feltre, rugby, i Tori Granata sbarcano in Serie A, grande opportunità. Il Mogliano cadetta è risultato inadempiente a una parte del regolamento, scatta il passaggio nella categoria superiore. E sempre da Feltre riapre l'area archeologica, in 3 giorni 280 visitatori. Il sito è rimasto chiuso per 3 anni e ora ha subito un completo rinnovamento grazie alla tecnologia. Da Feltre a Pedavena rimaniamo in questa pagina del Gazzettino di Belluno, piano da 2,6 milioni di euro per la rigenerazione urbana. E adesso l'ultimo saluto a Gaia De Gaulle, siamo a pagina 9 del Gazzettino di Belluno. Gaia, addio in lacrime, sarai sempre con noi. In 1000 al funerale della quindicenne morta nel Piave, commoventi ricordi e le frasi di saluto degli amici, ma loro durante la celebrazione interviene anche l'ambulanza. Una bara in legno chiaro sulla quale sono stati deposti un cuscino di fiori bianchi, un cavallo e un orsacchiotto di peluche e la divisa della ginnastica Feltre. Intorno al sagrato, ad accogliere il feretro di Gaia De Gaulle, le ape degli amici, oltre alla sua moto da cross a cui sono stati legati dei palloncini bianchi. Una moto che la mamma di Gaia ha abbracciato al termine del funerale come a respirare ancora il profumo della sua piccola che così tragicamente ha perso la vita. E poi la folla di persone, tantissime quelle che hanno voluto salutare Gaia e stringersi in un abbraccio silenzioso alla mamma e a tutta la sua famiglia, volti rigati dalle lacrime e un dolore che strazia l'anima. Troppo ingiusta una morte di una ragazza così giovane. Numerosi anche i malori che si sono registrati nel corso del funerale, da ricondurre in parte al caldo ed in parte alla tensione del momento. Persone soccorse dal personale della Croce Rossa, una donna è stata trasportata all'ambulanza del 118
a Santa Maria del Prato, scusate, le sue condizioni non sono gravi. Inumana e inaccettabile fatalità che ci ricorda e conferma quanto sia provvisoria, fragile e incerta ogni nostra situazione umana in qualsiasi momento della vita, a qualsiasi età. Proprio dell'imprevedibilità della vita ha parlato Don Fulvio Silotto, parroco di Lentiai, nel corso dell'omelia del funerale della quindicenne travolta da un masso sul greto del fiume Piave. Un momento faticoso, carico di sofferenza per tutti noi che siamo qui. È una terribile disgrazia quella che ha colpito inaspettatamente la nostra comunità, un dolore immenso per una morte arrivata troppo presto e in un modo così impensabile, ha detto Don Fulvio. Un assurdo incidente, una fatalità hanno spezzato per sempre la vita di Gaia, insieme alla vita anche tutto ciò che essa conteneva: amicizie, affetti, progetti, sogni, attese, tutto improvvisamente interrotto in modo irreversibile. Un altro fatto di cronaca purtroppo che ha colpito la comunità di Borgo Valbelluna, schiacciato e ucciso da una rotoballa, era impilata male. L'articolo è di Damiano Tormen. Tragica fatalità e una balla di fieno forse impilata male dovrebbero essere queste, mescolate tra loro senza che una sia più incisiva dell'altra, le cause della morte di Pierluigi Dalle Vedove, è quanto trapela dall'informativa stilata dallo Spisal di Belluno e depositata ieri sul tavolo del magistrato. Insomma, un incidente inevitabile, quello verificatosi sabato sera a Campodimel, piccola frazione poco sopra il capoluogo. Pieve di Cadore, altra notizia che troverete in questo numero del Gazzettino di Belluno. Tuffi dal ponte, sfidate il pericolo, gruppo di ragazzi taglia il vecchio parapetto sull'Anfela per trasformarlo in un trampolino con tanto di corda per i lanci, area non balneabile ma la transenna comunale è stata tolta, l'appello social della sindaca Manusci: evitiamo le disgrazie. Alleghe, l'Oxford School Dolomiti sforna 37 nuovi diplomati, 6 con la lode. E continuiamo invece con una notizia che interessa Cortina, ma il soccorso alpino, notte in parete sotto il diluvio, recupero di 12 ore sullo strapiombo, complicato intervento di soccorso alpino e finanza con 2 elicotteri, portati in salvo ieri all'alba 3 alpinisti milanesi. 12 ore di intervento di 5 soccorritori in parete con 2 elicotteri per portare in salvo 3 alpinisti bloccati sulla Tofana di Rozes a Cortina d'Ampezzo. L'aridità dei numeri dice poco dell'impegno, del rischio, della dedizione di queste persone al buio sotto la pioggia nella notte fra domenica e lunedì per un'operazione dal sapore di altri tempi, conclusa ieri mattina alle 6:30, quando giù in valle la gente si sveglia. Tra gli alpinisti di Milano di 29, 40 e 56 anni sono rimasti bloccati quando uno di loro è volato, saltata una sosta. È rimasto illeso, ma i 3 hanno deciso di non proseguire anche se erano assicurati alla roccia. Stavano percorrendo la via tracciata sul pilastro della Rozes il 13 e il 14 luglio 1944 da Ettore Costantini Vecchio e Romano Apollonio Nano, 2 degli scoiattoli, il gruppo di alpinisti fondato a Cortina il 1 luglio 1939, tuttora in attività. E adesso continuiamo con il Comelico. Parroco trasferito, fedeli in rivolta, il vescovo riveda la sua decisione. Le comunità protestano e chiedono che Don Fabio Fiori, stimato anche per il suo ruolo sociale, rimanga loro pastore. Il nostro parroco non deve essere trasferito. A Costa e San Nicolò la notizia comunicata dal vescovo Renato Marangoni che il parroco Don Fabio Fiori verrà trasferito a Sovramonte ha suscitato sorpresa e rabbia, tanto che molti paesani si stanno chiedendo quali iniziative intraprendere per far recedere il vescovo dalla decisione assunta senza nemmeno la possibilità di un dialogo che consentisse di esporre le ragioni di una comunità che avrebbe bisogno di continuità nell'azione portata avanti negli anni di presenza attiva di Don Fabio tra Danta e Costa. Don Fabio Fiore è stato un parroco molto attivo, realizzatore di iniziative originali fin dai primi anni di presenza sul territorio comeliano. La sua personalità di pastore attento alle esigenze non solo spirituali ma anche sociali delle parrocchie di Danta, San Nicolò e Costa aveva attratto diversi giovani e anche uomini e donne maturi attorno a iniziative che sapevano unire la religiosità alla vita sociale. Dal Comelico ad Auronzo, riaperta la Maga Misurina, vinta la corsa contro il tempo.
E adesso diamo uno sguardo alla prima pagina del Corriere delle Alpi. Abbiamo letto appunto la notizia in primo piano che interessa l'Alemannia. Vediamo tutti i richiami presenti sulla prima pagina di questa edizione del Corriere delle Alpi. Appunto la notizia in primo piano: Alemagna apri e chiudi, dal Fadalto a San Vito sarà estate a singhiozzo, ma ancora dal capoluogo piano illuminazione a Belluno, luci a LED in tutta la città e lampioni accesi anche di notte, lavori in autunno, interessati 5.700 punti luce. L'articolo di Alessia Forzin lo troverete a pagina 17. Soccorso acrobatico a Cortina, appesi 12 ore alla Tofana, notte di manovre per recuperarli. Notizia trovata anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno, come la foto di copertina sia del Gazzettino sia del Corriere delle Alpi, dedicata all'ultimo saluto a Gaia de Gaulle. C'era l'intero paese assieme ad amici e compagni per l'ultimo saluto alla ragazza morta a Cesana Beach, tutta l'NTI all'addio a Gaia sulla notte di Children, chiesa e sagrato gremiti per salutare Gaia de Gaulle, la quindicenne travolta da un masso a Cesana Beach la scorsa settimana. L'articolo a firma di Gigi Sosso. E ancora l'uomo che narra le Dolomiti, Pelmodoro 2025 a Giorgio Fontanive, l'articolo a firma di Marcella Corrà. Con Giorgio Fontanive si può parlare di tanti argomenti, tanti quanti sono i temi a cui ha dedicato la sua attività di scrittore. Il suo primo libro è del 1988, L'ultimo Menadas, una serie di racconti. Poi ci sono le guide alpinistiche, quelle turistiche, gli eventi come le numerose frane che hanno interessato la valle. Conosce le Dolomiti Agordine come le sue tasche, e grazie alla passione per la montagna riceverà il premio Cultura Pelmodoro. L'articolo appunto di Marcella Corrà lo troverete a pagina 28. Per la politica regionali, Zaia ha deciso sì alla mia lista. Federica, presidente invece della regione Friuli Venezia Giulia, niente election day, vertice da Meloni, Veneto ancora in bilico. E con questa notizia è davvero tutto per l'edizione di oggi di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.